cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956. Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Siamo tra la fine degli anni 40 e i primissimi 50. La guerra è finita e l'Italia prova lentamente a rimettersi in piedi. Alla radio passano le canzoni leggere dell'EIAR, quella che diventerà poi la RAI. Nelle case si ascoltano brani come Un bacio a mezzanotte o Grazie dei fior e Papaveri e papere. Melodie pensate per distrarsi, forse anche per tenere a distanza l'ansia di un futuro ancora incerto. Per il boom economico, infatti, bisognerà aspettare ancora qualche anno. È anche l'epoca delle rivalità leggendarie in sella alle due ruote tra Fausto Coppi e Gino Bartali, seguite con passione quasi religiosa. Le tappe del Giro d'Italia si ascoltano alla radio. I nomi si ripetono nei bar, sulle strade, nelle conversazioni quotidiane. La bicicletta diventa simbolo di fatica, di riscatto, di libertà possibile. Ora provate a visualizzare questa scena. Un gruppo di biciclette bianchi, qualche risata e in sella un gruppo di studenti dell'Università di Padova. Hanno fisici asciutti, allenati per necessità. Sulle spalle portano zaini di tela, con dentro poche cose essenziali. Bevono dalle fontane, mangiano un po' di quello che capita lungo il percorso. I soldi sono sempre pochi quando si è studenti e questo li ha abituati a viaggiare leggeri, senza aspettarsi troppe comodità. Immaginiamo che abbiano appena concluso la sessione estiva degli esami. Cosa c'è di meglio per festeggiare che partire per la montagna pedalando? Non è solo una vacanza, è una prova, un piccolo rito di passaggio. Alcuni di loro studiano lettere. Portano ancora nelle orecchie le parole ascoltate a margine di una lezione di greco antico. Il professor Manara Valgimigli ha raccontato che passerà l'estate sulle Dolomiti a Cortina. Un luogo di incontri, di conversazioni colte, di passeggiate lente in quota. Ha accennato anche a una casa, in contrada Salieto, poco fuori dal centro, dove forse una famiglia offre ospitalità a prezzi modesti. Un'informazione detta quasi distrattamente, ma che al gruppo resta impressa. È la casa di Rachele. Quando la gioventù, questi universitari di Padova venivano su a Cortina in bicicletta e quindi poi dovevano pur mangiare e dormire da qualche parte, ma soldi non c'erano. E allora la Rachele li ospitava. La Rachele all'epoca aveva poche stanze, solo 4 stanze, e quindi non poteva regalargli il soggiorno, insomma era il suo lavoro quello di affittare nel miglior modo possibile. E allora c'era il fienile col fieno dentro e così, e questi ragazzi venivano e dormivano sul fieno, gli dava delle coperte e dormivano lì. E poi gli dava da mangiare, gratis et amori Dei, perché erano giovani, erano studenti e così. In quella sistemazione essenziale c'è un'accoglienza concreta, immediata. Basta questo perché si crei un legame, un'amicizia destinata a durare. Negli anni quei ragazzi diventeranno uomini, ma il rapporto non si interrompe. Tornano a Cortina, tornano da Rachele. A tenerli uniti sono le conversazioni, i libri, le idee scambiate senza troppe formalità. E così tutti questi universitari poi sono cresciuti, sono diventati primari, sono ritornati dalla Rachele, venivano a cena, sempre con riconoscenza e affetto, e diventati amici anche loro, insomma, perché entrare in questa casa significava essere clienti e diventare amico. Era questa la cosa che per me è più grande della Rachele come modo di vivere, di porsi con gli altri. Del resto lo sguardo che li ha portati fin lì è lo stesso che anima Manara Valgimigli. Ricordato come uno dei grecisti più raffinati del Novecento, Valgimigli è molto di più di uno studioso. Alla passione per l'antichità affianca un amore profondo per la montagna. Viandante instancabile, considera il cammino non solo esercizio fisico, ma una forma di pensiero, un modo per tenere insieme il passo e la riflessione,
il presente e la memoria. Nelle pagine dedicate alle Dolomiti la montagna non è solo paesaggio, ma spazio poetico. Nel suo libro La strada, la bisaccia e la pipa, scritti di montagna, scrive: sui prati c'è come un verde mobile di chiaroscuri, come se nella chiarità si distinguessero le ombre dei fili d'erba, appena sfiorati da una bava d'aria. È questo sguardo, insieme rigoroso e umano, a creare un ponte naturale tra Padova e Cortina, tra l'università e la vita. Un legame che a Padova trova terreno fertile, in una città che da secoli accoglie studenti, idee e modi diversi di stare al mondo. Non è un caso che il Palazzo del Bo, cuore storico dell'università, sorga dove un tempo c'era una locanda. Il suo simbolo era, ed è, un bucranio, il teschio di un bue appeso all'ingresso, segno di ristoro, di passaggio e di scambio. Prima ancora che luogo di studio, quello spazio era un punto di incontro e in fondo continua ad esserlo. È la Padova delle aule e delle osterie, delle discussioni che iniziano sui libri e proseguono a tavola, della tradizione gastronomica custodita nelle botteghe del sottosalone. È da questo milieu culturale e conviviale che arriva Franco Muzio, il primo editore a coinvolgere Rachele Padovan in un vero progetto. Insieme a lui e al famoso gastronomo Giuseppe Maffioli, Rachele dà vita al suo primo libro di ricette, La cucina ampezzana. Pubblicato per la prima volta nel 1980, il volume è oggi rieditato da Tarca Edizioni, nella collana Cucine del Territorio. Avremo modo di tornare su questo libro, che coinvolge anche Neri Pozza, altro grande amico di Rachele, e Mariuccia Buscicchio, nipote di Rachele e autrice delle illustrazioni contenute all'interno. Per ora ciò che conta sottolineare è il ruolo che la cucina continua ad avere in questa storia. Non solo spazio del fare, ma luogo in cui le idee circolano, i legami si consolidano e i racconti prendono forma. Maffioli è autore di alcuni preziosi volumi dedicati alla cucina veneta, tra cui uno proprio sulla cucina padovana, di cui parla in modo tutt'altro che celebrativo. Dichiara subito che, a suo giudizio, le vere specialità del territorio sono poche. I fighi segalini, una varietà di fichi piccoli e molto dolci, e i biscotti di farina di polenta e uvetta, i saletti. Scrivendo all'inizio degli anni 70, osserva inoltre come la cucina padovana fosse già da tempo fortemente segnata dalle contaminazioni, soprattutto veneziane e di altre province vicine, come Vicenza. Padova, città attraversata da secoli da studenti e pellegrini, secondo Maffioli avrebbe risposto alla fame cronica di queste presenze con piatti semplici e universali, come pasta e pizza, che però poco raccontano della tradizione locale. Fa eccezione, possiamo dire oggi, il caso dei bigoli, protagonisti, insieme ai ragù di corte, di molti pranzi domenicali, nei ristoranti dei Colli Euganei e nelle case dei Patavini. Ce ne parla il giornalista ed esperto enogastronomico Renato Malamanna. I bigoli. Il primo momento di produzione, sappiamo da un documento storico, risale addirittura al 600, quando Bartolomeo Veronese ottenne dalla Serenissima il privilegio di poterli produrre con una macchina che è un po' l'antesignano di quei torchi che oggi vediamo ancora in funzione in alcune apprezzatissime sagre tradizionali, come quella di Limena, come quella di Monterosso di Abano. Tant'è che in questo ultimo comune i bigoli sono diventati una deco, una denominazione comunale, e questa pasta molto rudimentale ma che ha il grande pregio di prendere bene il sugo perché ha la superficie ruvida, è sempre stata simbolo della festa dello stare a tavola, specialmente la domenica. Nelle campagne era l'unico giorno in cui ci si poteva concedere qualche piccolo lusso, chiamiamolo, anche se così non era, quindi si preparava la pasta fatta in casa. Ed ecco perché i bigoli poi li ritroviamo anche nei piatti tradizionali di molte trattorie dei Colli Euganei, che negli anni del dopoguerra, quando finalmente ci si affrancava da una fame atavica, questi locali venivano presi d'assalto dai padovani e quelli provenienti anche dalle province vicine. E cosa andavano a mangiare? Appunto
i famosi bigoli fatti al torcio, magari accompagnati poi a dei sughi che ogni locale faceva diversi, ma soprattutto al ragù. I bigoli conservano un fascino particolare, anche perché generalmente quando vengono fatti in casa vengono prodotti con un'abbondanza anche di uova, quindi assumono questo colore giallo che è particolarmente invitante. Ma ricordiamo che proprio la loro fortuna è stata quella di essere il piatto per eccellenza delle nostre campagne e dei nostri giorni di festa. È interessante anche notare come, nel ricercare le radici della tradizione culinaria padovana, Maffioli risalga fino alla produzione teatrale di Angelo Beolco, detto Ruzzante. Nelle sue opere, così come in altre fonti storiche, osserva Maffioli, si parla anche del vino e di come non venga mai citato, come lo faremmo oggi, accostandolo a una specifica pietanza. Il vino viene considerato un alimento vero e proprio, il complemento necessario a una dieta povera, fondata quasi esclusivamente sulla polenta. Maffioli, del resto, non è solo una firma autorevole della cultura gastronomica veneta. È anche una figura curiosa, capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi. Giuseppe Maffioli è stato definito il genio eclettico dimenticato. Il Veneto si è scordato troppo presto di quest'uomo dalle straordinarie capacità, nato a Padova 101 anni fa. Nel 2025 c'è stato il centenario, mentre sempre lo scorso anno si è celebrato il 40° della morte. Lui morì a Treviso, dove visse gran parte della sua vita. Una persona dai molteplici interessi, ha fatto l'insegnante, ma lo ha fatto a modo suo, alla Don Milani, andando ad aiutare i figli degli ultimi, i barcari del Sile, quelle classi che nessuno voleva e che lui riusciva a riportare agli studi. È stato poi editore. La sua rivista Vin Veneto, poi diventata Tas de Vin, edita dall'amico Annibale Tofolo, ha segnato una presenza importante nella divulgazione culturale rivolta a questo prodotto simbolo. Maffioli si è interessato di teatro, ha scritto molto di letteratura, di storia, ha scritto degli originali anche per la Rai, come quello dedicato a Papa Sarto. È stato direttore del Dramma Italiano di Fiume, l'unica compagnia di teatro stabile italiana all'estero. È anche un uomo scomodo, un uomo che parla chiaro, è un uomo che si batte per tutto ciò che è vero. Lo ricordiamo anche come giornalista. Io stesso ho avuto la fortuna di trovare nelle teche Rai una scheggia preziosa, un suo servizio dedicato alla battaglia che si era combattuta sui Colli Euganei alla fine degli anni 60, primi anni 70, per varare la legge che poi avrebbe fatto chiudere le cave e quindi salvare i Colli Euganei. Adesso c'è una grande riscoperta di questa figura che ha fatto molto per la cultura veneta intesa a 360 gradi. Se volete sapere che volto avesse, basta cercare sulle piattaforme di streaming i film a cui ha preso parte. Il cinema è stata una delle grandi passioni di Beppo Maffioli, tant'è che lo ha visto protagonista su tutti i fronti, in tutti i ruoli, come sceneggiatore e come attore. Ha lavorato a produzioni dei grandi registi italiani dell'epoca. I nomi parlano da soli. Ha lavorato più volte con Ettore Scola, con Alberto Lattuada, con Marco Ferreri, con Mario Monicelli, con Giuliano Montaldo, Paolo Nuzzi, Sergio Corbucci, Michele Lupo. Poi c'è La moglie del prete di Dino Risi, in cui nasce anche questa grande amicizia con il protagonista, Marcello Mastroianni, grande interprete del film, insieme a Sofia Loren. Riconoscibilissimi i set di Padova dove avvengono le scene più importanti. Nel film Marcello Mastroianni interpreta Don Mario Carlesi, il prete che viene sedotto da Sofia Loren, da Valeria, ma alla fine non cede, mentre altrettanto non si può dire del personaggio interpretato da Beppo Maffioli, un altro prete che alla fine toglie la veste e sceglie appunto di
concedersi all'amore. A proposito di Mastroianni, è anche uno degli ospiti più affezionati alla tavola di Rachele. Mina, la nipote, ricorda molti episodi con lui come protagonista. A Cortina, nel 1968, Marcello Mastroianni girerà uno dei suoi film più noti, Gli Amanti, accanto a Faye Dunaway. Marcello Mastroianni con la Faye Dunaway che stavano girando qui a Cortina con De Sica regista. Spesso veniva solo lui e la Faye Dunaway. Stavano qui con noi, si chiacchierava, si mangiavano, si chiacchierava così. E spesso veniva lui da solo a pranzo. Infatti ha pranzato con noi qui in cucina, con la figlia che era venuta dalla Francia, e la mia bambina e mio marito, insomma la Rachele, in maniera molto familiare. E quindi ci siamo visti tante volte. Ma a lui piaceva il fatto che fosse non un vero ristorante, ma una casa di amici, una casa nella quale si sentiva a suo agio. Colpisce come anche in questo ricordo di Mina emerga il Mastroianni uomo più che il personaggio. Una presenza discreta, parte della vita di casa. E sullo sfondo, sempre la cucina di Rachele. Un luogo in cui cinema, letteratura e quotidiano si incontravano con semplicità. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la Cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Renato Malamanna e al Comune di Cortina d'Ampezzo.